Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Bene, allora siamo pronti per iniziare come sempre una nuovissima puntata di Made in Polesine. Anche questa settimana siamo qui, siamo presenti, non molliamo mai, siamo sempre qui davanti a questa telecamera e davanti a questi microfoni. Nonostante quello che succede, nonostante il coronavirus, di cui oggi parleremo a profusione. Ampiamente. Allora, buongiorno da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Naturalmente un saluto anche ai nostri media che ci trasmettono tutte le settimane, Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Ecco, questo qua è doveroso ricordarlo. È giustamente ricordarlo. Ecco. Va bene, allora andiamo subito con i titoli. Vai. Andiamo a leggere i titoli che andiamo ad affrontare questa settimana. Allora, coronavirus è il mondo dello spettacolo. È una tragedia veramente. Poi, sempre coronavirus è il coordinamento. Poi Rovigo a fianco delle donne. Rovigo, A Rovig. Non mi intrighi. Non Poi pet therapy all'ospedale. Poi buon Leandro ci spiegherà di cosa si tratta. E poi sempre restando nel mondo ospedaliero. Ormai ci lanciamo solo, noi siamo tuttologi. Oramai ne sappiamo una più dal diavolo. Sì. A Rovigo capita capitale della diabetologia. Ecco, mancava una le. Capita che no. tira fuori le. È scappato. Qua non esce nessuno, se salta fuori la le. Non si va avanti. Bene, dai. Allora ci sentiamo tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. Allora siamo pronti per iniziare. Sì, oggi siamo, non so perché, ma siamo particolarmente allegri, forse perché, sai, prima del disastro pensiamo positivo. Quando ci capita ancora di ridere così, è vero. No, dai. Pensiamo positivo con questo caspita di coronavirus. Andiamo con il primo titolo. Allora, coronavirus è il mondo dello spettacolo. È un bel problema, effettivamente. Allora, tutti ne parlano del coronavirus, anche noi non possiamo esimerci da parlarne, però naturalmente A, non siamo dottori, B, non siamo tecnici, C, non siamo politici. Sì, però lo guardiamo da una prospettiva un po' particolare che tutti sottovalutano, però visto che noi in questo settore un po' ci lavoriamo, ed è il settore dello spettacolo. Parte da un articolo fatto da DOC, la cooperativa musicale DOC. DOC è una delle cooperative più importanti, ricordiamo che ce n'è una importante, anzi un consorzio CIS anche a taglio di Po che annovera qualche centinaio di artisti locali, sì. E il DOC è forse la più grossa che c'è in Italia, di Verona eccetera, che tra l'altro tra i suoi soci c'è anche Diodato, quello che ha vinto. Allora, guardano il coronavirus da un punto di vista veramente dell'operatore dello spettacolo, perché chi non lo sapesse, specialmente in Veneto e in Lombardia, hanno chiuso tutte le attività spettacoli, per quanto riguarda fiere, addirittura il calcio, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo che sconosciuto, che tutti sottovalutano e che effettivamente in questo momento è in ginocchio. Allora, l'impatto del coronavirus sul mondo dello spettacolo, vi leggo più o meno l'articolo in velocità, stanno causando in modo pesante le conseguenze dell'emergenza, appunto le aziende che sono in questo settore, musicisti, tecnici del suono, tecnici video, eccetera. Nei settori artistici e culturali il rinvio o l'annullamento delle manifestazioni significa infatti una perdita di introiti senza nessun tipo di identità. Ecco, quindi se il coronavirus può servire a qualcosa è per mettere un pochino il focus su questo mondo dello spettacolo. Ricordiamo che a differenza degli altri lavoratori, i lavoratori dello spettacolo non hanno diritto alla malattia se hanno meno di 100 giorni di lavoro. Chi lavora in questo settore, noi due più o meno ci lavoriamo, però fare 100 giorni di spettacoli in un anno è fatica. Perché? Perché i giorni delegati sono il sabato e domenica di solito. Esatto, sì. La concorrenza anche venerdì magari. La concorrenza è spietata, quindi vuol dire che se uno è bravo, ma se proprio c'ha fortuna e bravura riesce a fare 100 serate, ma con difficoltà. Quindi vuol dire che due serate alla settimana. Vuol dire che gli altri 90% dei musicisti o degli artisti non lo fanno, quindi non hanno accesso
avendo meno di 100 giorni di lavoro, ad un ammortizzatore sociale per perdita lavoro e tra l'altro non hanno sostegni appositi, quindi cassa integrazione e altro. Se il coronavirus può servire a qualcosa è da fare un pochino, mettere la lente di ingrandimento su questo settore che, come ripeto, è uno dei settori importanti perché c'è tanta gente che ci lavora, però è sempre sottovalutato. Quando ti trova uno e gli dice che lavoro fai, io vado a suonare, ti risponde sì, ma di lavoro cosa fai? non capendo che dietro c'è studio, c'è immobilizzazione, bisogna spendere soldi per le attrezzature, certo, eccetera eccetera, ore, perché adesso chi va a suonare parte alle 5 del pomeriggio e arriva a casa alle 5 di mattino, ma questa è un'altra storia. Quindi approfittiamo di questo momento tragico e particolare del nostro Stato anche per fare il focus su uno dei settori che implica centinaia e migliaia di persone e che sono sottovalutate. Vabbè, questo era un aspetto che l'ha tirato fuori. Sì, che era giusto mettere un po' alla luce, perché molti non pensano a queste cose, esatto. Però effettivamente anche fare la sertina nei vari locali, come siamo abituati a fare noi, insomma, ecco, nel nostro piccolo. Perdi 3 serate, vuol dire aver perso un terzo del tuo guadagno. Esatto, sì, questo è un danno sicuramente. Vabbè. Allora, dai, primo argomento è andato, ci sentiamo tra pochissimo ovviamente per il secondo. Allora siamo rientrati e siamo pronti a proseguire la puntata di oggi di Made in Polesine. Altro titolo molto interessante, sempre riguardante questa situazione appunto legata al coronavirus. Qua parliamo di coordinamento, cioè cosa dobbiamo fare, cosa si sta facendo. Allora, come essendo l'argomento del momento, anche noi vogliamo spenderci un po' di tempo su questo coronavirus, però lo guardiamo non dagli aspetti tecnici e medici, ma dagli aspetti effettivamente pratici. L'aspetto pratico è che vediamo che non c'è assolutamente nessun coordinamento, perché c'è anarchia assoluta. Una regione fa una cosa, l'altra regione fa un'altra, una regione del sud non vuole che noi veneti arriviamo, tipo la Basilicata, non vuole che arriviamo nel loro territorio, qualche comune fa delle direttive, perché tra l'altro la disposizione a livello ministeriale è che ci sono delle regole base per quanto riguarda la nazione, poi dopo ogni regione ha la sua, può fare questo o quest'altro, ogni comune a sua volta può fare questo e quest'altro. Esempio, qua da noi ci sono differenze tra Taglio di Po e Portoviro, per esempio, come tra Portoviro e Portotolle. Quindi che dire, perdiamo sempre l'occasione per essere un paese normale, cioè l'anarchia assoluta da noi impera. C'è da fare questa emergenza del coronavirus, la facciamo coordinata in tutta Italia, per tutti uguale, e tutti alla stessa maniera. È tutti alla stessa maniera. Mi sembra anche giusto. Trovo una cosa assurda, ma veramente assurda, che si faccia la partita di calcio a porte chiuse in Nord Italia, e l'altro giorno c'era la partita del Napoli con lo stadio pieno. Lo stadio pieno. Cioè, non è che non ci fosse neanche un milanese. Sarei potuto andare anch'io, tranquillamente. Sì, appunto, cioè, non è che un milanese non potesse andare a vedere la partita del Napoli, no, o un Veneto, quindi no. Veramente qua siamo alla follia pura. Che dire, quando l'Italia diventerà un paese normale, diventeremo i numeri 1 del mondo. Ma forse anche l'Europa intera a questo punto, cioè, allargando un po', sì. Vedo che anche in questo caso ci sono i vari stati dell'Unione Europea che hanno le proprie regole interne, quindi non vedo, cioè, questo è naturalmente allargato in maniera, diciamo, a livello europeo, però come hai detto giustamente tu, anche noi in Italia a livello regionale, poi provinciale, addirittura anche comunale, cioè ci sono differenze tra una situazione e l'altra, e questa sicuramente è una cosa che non va bene, assolutamente. È assurda, non è che vada bene. È assurda. Faccio un'altra, visto che c'è una fonte televideo Rai che abbiamo letto stamattina. Allora, su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo, di cui il 3% muore. Sembrano dati freddi e anche che non preoccupanti, però il 3% che muore vuol dire che rispetto al 0,1 di una influenza normale è abbastanza pesante.
Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, dice Walter Ricciardi, comitato esecutivo dell'OMS e consigliere del ministro Speranza, ma la malattia va posta nei termini giusti. Tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute ed erano anziane. E qua parte il pippone. Allora, faccio mie le parole di un signore che ha reagito a questa notizia e la condivido. Quindi una persona anziana, asmatica, cardiopatica, se ne può andare lasciando libero il posto. Ecco, questa è una demenza questa. Questa è un'altra minchiata che sottolinea il fatto che siamo in mano al nulla. Che dire? Ritorniamo a un paese normale. Cioè, e forse per legge, e lo dico io che l'adopero i social come te, eccetera, evitiamo che i nostri politici o i nostri tecnici siano in tutti i talk che scrivano della qualsiasi nei social, Twitter, Facebook e anche TikTok ultimamente. Anche TikTok sta andando bene. Vabbè. Quindi proprio li vietiamo. Il tecnico deve fare il tecnico, non deve rompere i coglioni sui talk a dire la qualunque. E poi, per esempio, quando vai in un talk, io ho seguito di martedì scorso, chiami un tecnico e dai più spazio a Sallusti, Sgarbi, Bel Pietro, del tecnico che dovrebbe dire la sua. Vabbè, così quindi per legge i tecnici e i politici non dovrebbero andare più nei talk. Va bene, abbiamo un tantino sforato. Qua mi sono proprio arrabbiato. Abbiamo un tantino sforato, però insomma, ci stava perché l'argomento è veramente molto interessante. Va bene, dai, ci sentiamo, breve pausa e tra poco. Bene, allora pronti per continuare Medi Polesine, come sempre Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo, Medi Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Mi sono fermato, dai. Ma tutta la tirata poi. Allora, il prossimo titolo, Rovigo al fianco delle donne. Allora, dai, spieghiamo un po'. C'è che su suggerimento dell'amministrazione comunale di Rovigo, la facciata del comune di Rovigo per un mese è illuminata di giallo, per ricordare le donne, eccetera. Vabbè, serve. Ma giallo è il colore delle donne, poi loro lo mettono giallo, quindi avrà un significato. È rosa di solito, no? O comunque un colore. Vabbè. Illuminato di giallo per ricordare questo. Non entriamo nei dettagli. Vabbè, noi leggiamo l'articolo che appunto abbiamo letto su qualche giornale locale. Allora, la domanda è questa. Quando si fanno queste manifestazioni qua e il comune illuminato di giallo, ci aggiungo anche la panchina rossa che ha suscitato anche simpatia e conta, nel senso che sono diminuiti poi i femminicidi e gli stupri. No, vabbè, penso proprio di no, insomma. Esatto. Quindi servono, secondo me servono poco, non so come la pensi tu. Niente. Per me, per sottolineare il fatto che ci sono tante persone, tanti uomini in particolare, che verso le donne hanno un atteggiamento aggressivo e violento, è una questione culturale e poi una questione anche di pena. Ritorniamo sempre sul discorso della certezza della pena, eccetera, però vorrei sapere a quanti hanno dato i 30-40 anni oppure l'ergastolo perché magari hanno picchiato una donna e l'hanno ridotta, oppure gli fanno stalking. Di solito gli danno la distanza che non si possono avvicinare, poi se si avvicinano magari li mettono in gattabuia un po' di giorni. È una questione culturale, è una questione anche di avere la certezza della pena. Purtroppo si ripetono sempre di più i femminicidi e altro, nonostante che siamo nel 2020, nonostante questo, nonostante l'altro, e nonostante anche le luci che possono illuminare i vari comuni, che secondo me contano veramente pochissimo. Quindi posso anche dar atto che il comune di Rovigo abbia fatto una bella azione spettacolare, però per contro ci dovrebbero essere delle regole diverse e veramente cominciare a insegnare dagli asili e dalle scuole che la donna va rispettata come persona e non si picchia solo perché sei più forte di lei oppure perché ti parte la cabeza. Esatto. Vabbè. Ok, anche questa l'abbiamo messa tra le cose che non ci piacciono. Sì, però la dovevamo dire sta cosa perché ci sembrava giusto sottolineare. Poi dopo sono quei progetti che tra l'altro
Allora siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Medipolesine. Quest'oggi siamo veramente quasi medici. Quasi, medici. quasi. No, non ce ne vogliono i medici veri. Non ci prendiamo sta responsabilità. Il titolo dice così: Pet Therapy all'ospedale. Pet Therapy all'ospedale. Allora, che cos'è questa Pet Therapy? Su suggerimento del direttore compostello dell'USL 5, nel reparto pediatria hanno permesso di portare i cani per alleviare un pochino i ragazzini, i bambini che sono... Allora, è la forma sempre più umanizzante degli animali domestici. È cosa buona, è cosa non buona? Beh, se si può portare un po', alleviare un pochino anche il tempo dei bambini che sono appunto in ospedale. Questo qua, ripeto, all'inizio è solamente per il reparto pediatria, però si stanno studiando per altri reparti. Per esempio, secondo me, a un anziano che magari è solo e c'ha solo il cane o solo il suo gatto, riuscire a portarlo in reparto non è cosa sbagliata. Ci sono anche qua da rispettare delle regole. Ci sono delle regole, sì. Perché poi se dopo sempre la stessa cosa, non a tutti piacciono. Non a tutti piacciono, e poi insomma, finché sei a casa tua puoi fare un po' quello che ti pare, ecco. Però quando sei in reparto all'ospedale, insomma, magari, che ne so, il tuo vicino di letto, forse non gli può piacere, esatto. Che dire, vedremo se sarà una cosa innanzitutto fattibile, se qualcuno protesterà o meno e se potrebbe portare a alleviare qualcosa. Stiamo umanizzando sempre di più i nostri animali. È cosa buona e giusta? Diciamo che gli animali sono animali. Il cane e il gatto, insomma, sono sempre animali. Comunque, come dicevi tu, sono veramente da compagnia per chi insomma abita in solitudine. Può essere sicuramente una terapia buona, ecco, cioè avere un compagno che lì è sempre lì presente e fedele, quello che non ti delude mai sicuramente. È vero, è vero. Vabbè, noi abbiamo riportato questa notizia, non sappiamo, io non so tu, ma io non so se essere d'accordo o meno. Non lo so, non so se sono... All'ospedale la vedo un po' più dura. Anche a me, dopo, è vero che puoi igienizzare gli animali meglio degli umani, però non lo so se sono d'accordo o meno. Ne vedremo. Valuteremo. Vedremo come andrà, però riportiamo come notizia appunto che Pet Therapy perlomeno nel reparto pediatria negli ospedali polesani. Bene, allora breve pausa, tra poco l'ultimo argomento di oggi. Bene, allora sembra che abbiamo superato finalmente qualche problema tecnico che avevamo, adesso sembra che sia tornato tutto sotto controllo, alla normalità, però insomma non è successo niente, nel senso che voi non avete visto niente, ecco. E neanche sentito, nel senso che sì, probabilmente si è bloccata qualche immagine, si è bloccato qualche immagine, però dai, siamo qua. Ultimo argomento. La radio funziona sempre bene. La radio funziona sempre, quella non si ferma mai. Allora, dicevo, ultimo argomento di oggi, ma restiamo sempre nell'ambito ospedaliero, perché Rovigo, capitale della diabetologia. Allora, che dire, c'è stato un convegno importante a Rovigo per appunto sul settore e sul diabete. Ricordiamo che il nostro ospedale, Rovigo in particolare, è all'avanguardia a livello nazionale appunto per la diagnostica e anche per la cura di questa malattia, una delle malattie più subdole in assoluto, perché è asintomatica, uno si ammala, non se ne accorge, magari non c'ha niente per tutta la vita e poi dopo va in coma diabetico, eccetera eccetera eccetera. E tra l'altro è una patologia che colpisce una parte rilevantissima della popolazione. Io personalmente conosco veramente decine di amici o di parenti che hanno il diabete. E quindi ben venga una buona notizia appunto dei nostri ospedali che fanno di tutto per portare a conoscenza di questa malattia alla gente, alla popolazione e anche le nuove terapie. L'azienda ha patrocinato una decina di eventi pubblici aperti a tutti i cittadini, non solo a Rovigo, ma bravi. Quindi siccome ogni tanto bastoniamo i nostri operatori, bastoniamo chi fa le cose, e questa volta è il momento di elogiare, insomma, bravi. Quindi, di essere riconoscenti. Il centro diabetico è una cosa importante a Rovigo, è una delle eccellenze che abbiamo nei nostri ospedali, e consigliamo chi ha in famiglia, siccome il diabete molto spesso è ereditario, chi ha in famiglia un diabetico oppure che
non so, beve molto, altre cose, di farsi dei controlli che sono non invasivi, velocissimi, e poi proprio di starci dietro. Sì, dai, ci si può comunque convivere con si può convivere benissimo, esatto, tenerlo sotto controllo, fare una dieta adeguata, esatto, ma noi non siamo certamente quelli che possono dare consigli di questo tipo. Ci faceva piacere sottolineare però che Rovigo è all'avanguardia in questo settore. La nostra piccola Rovigo, che ogni tanto la bastoniamo, diciamo che siamo la Cenerentola del mondo, però in questo caso chapeau. Va bene. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Siamo veramente in fase conclusiva, nel senso che siamo veramente agli sgoccioli della puntata di oggi, e ci ha fatto molto piacere essere qua anche questa settimana molto particolare, insomma, caratterizzata da questo coronavirus, che tutto il mondo ne parla, oramai si accende la televisione, i giornali, radio, dappertutto. E anche noi abbiamo detto la nostra. Anche noi, insomma, abbiamo voluto dare un po' di voce a questa cosa, e ci sembrava giusto, insomma, manifestare anche la nostra opinione. Bene, allora con questo abbiamo veramente concluso. Volevi aggiungere qualcosa? No, avevamo un sacco di cose dal punto di vista spettacolare da fare, però non vi anticipiamo niente perché non sappiamo veramente come andrà a finire, se si continuerà a fare spettacoli oppure se bisognerà stare in quarantena un altro bel po' di tempo. Non si sa dove, come e soprattutto quando. L'abbiamo detto nel primo step, non si sa, quindi solidarietà a tutti quelli che fanno spettacoli, che suonano, che recitano, che fanno questo. Vi aggiorneremo comunque in maniera un po' più dettagliata magari la prossima settimana, avremo delle informazioni più precise, avremo anche delle date, dei periodi sicuramente che ci verranno comunicati, almeno speriamo. Sai la domanda, faccio una domanda in finale. Sai che doveva venire Pininsegno ad Adria? Sì. E invece è saltato lo spettacolo. Pure lui, lo pagano? Cioè, nel senso, adesso noi di serie B e C sicuramente non ci pagano. Non ci pagano se non andiamo. Ma lui lo pagano. Questa è una domanda che faremo appunto agli amministratori. Sarà rimandato, penso. Chiederemo all'amico Barbierato cosa succederà. Dai, ci sentiamo allora la prossima settimana, come sempre, su Diva FM, Radio Club Rovigo, Medi Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio di un buon fine settimana, mi raccomando, sempre con noi. E adesso il nostro classico countdown: 3, 2, 1. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.